Joe! Ehi Ste, io quest'anno a mare non ci voglio andare perché c'è troppo caldo, ma ci devo andare per forza. Certo, Joe, ma per spiegartelo mi dovrei trovare al mare, con un cocktail, baciato dal sole. Ma in che senso? Il siciliano senza il mare non esiste. Anche chi va a vivere fuori dalla Sicilia, appena rientra, la prima cosa che fa è organizzarsi per andare al mare. Perché per noi il mare è come la mamma. Già il solo fatto di vederli ti fa stare bene. Mia madre amava tantissimo il mare. La mattina ci svegliava e come una comandante ci dava ordini per sprugliarci e andare subito al mare. Lei era talmente attaccata al mare che diceva che in un'altra vita era stata una patella. Mio padre invece odiava il mare perché soffriva il caldo e cercava sempre il fresco. Era talmente desideroso del fresco che un giorno disse a mia madre: dunque, se tu quest'anno mi porti di nuovo ogni giorno al mare, mi faccia arrestare, così mi sto un poco al fresco. Allora mia madre, per metterlo a suo agio, un giorno si ritirò a casa con la tessera del lido del carabiniere. Mio padre gli disse: scusa, ma tu come hai fatto ad avere la tessera del lido del carabiniere? Dice: perché sono andata là e loro mi hanno detto: signora, ma c'è qualcuno in famiglia che è nelle forze dell'ordine? E io gli ho detto: certo, mio marito lo dice sempre, mia moglie è una marescialla. Dice: scusa, e loro non l'hanno capita la battuta? Vabbè, chi vuoi, sempre carabinieri sono. Il mare è il luogo della sincerità, perché se nei contesti normali cerchiamo di vestire di nero perché il nero sfila, appena arrivati al mare togliamo tutte cose e la panza viene mostrata al mondo come una specie di trofeo. Oh, guarda che panza che c'è qua! C'è però anche chi la mostra con una giustificazione filosofica quasi da negazionista della pancia. Ma quale panza? Questa è tutta aria, Noi siciliani però pensiamo che la nostra pancia non sia una vergogna, ma è solo la conseguenza del fatto che il mare stanca e smuove la fame. Infatti noi, essendo attorniati dal mare, abbiamo una stanchezza atavica e mangiamo di continuo. Dopo aver riempito la pancia, giustamente ci addormentiamo in spiaggia. Perché? Perché si sa, panza china vuole il riposo. Poi c'è la panza da birra. Questa categoria di soggetti la riconosci subito perché non tiene in mano una stuoia, ma un frigobar. Lui, appena arrivato in spiaggia, non apre l'ombrellone, apre una birra. Con la birra loro ci fanno di tutto, la usano come disinfettante e come abbronzante. Stanno a mare a tempo determinato fino a quando finisce la birra. Bevono prima di fare il bagno perché hanno paura che la birra si riscaldi e non si fanno il bagno se prima non si finiscono tutte le birre. Una volta finite le birre se ne vanno a casa, se è il caso, dimenticandosi pure di fare il bagno. Ma loro sono contenti lo stesso perché il bagno non l'hanno fatto, ma sono tornati a casa bello ubriachi. Poi c'è la categoria villeggianti in spiaggia, quelli che si fanno la casa con ombrelloni e teloni di cotone, una sorta di capanna che funge da casa di villeggiatura. Però la casa è bella arredata perché tu dentro ci trovi il tavolino, le sedie, la cassa per la musica, il frigobar e cibo che ci puoi sfamare un esercito, perché tanto come bagno c'hanno il mare. Una volta disse uno di questi: mi scusi, se a lei dicessero che da domani non può venire più a Mondello, lei cosa farebbe? Dice: io come farei una bella casa e mi ci venisse a curcare. Dico: guardi, le voglio fare notare che lei una casa qua l'ha già fatta, questa sembra una vera e propria stanza da pranzo. Dice: sì, ma mi ci farei pure la stanza da letto. Poi ci sono quelli che non vogliono andare al mare, quelli che trovano sempre un problema, il traffico, il posteggio, il caldo. Insomma, ci sono persone che pur avendo il mare non lo sfruttano, ma ti dicono: io non ci potrei stare in un paese dove non c'è il mare. A un siciliano così sei autorizzato a mandarlo a quel paese, perché sono le stesse persone che tu arrivi al mare, stai entrando in acqua e ti dicono: oh, ma stai entrando in acqua, ma sei pazzo, l'acqua è ghiacciata, aspetta, magari verso mezzogiorno che si guarirà un pochettino. Ma a mezzogiorno una famiglia siciliana che si rispetti apre il frigo bar e tira panini con la frittata, panini con la mortadella, panini, panelle e crocchè. Dopo aver mangiato, stai per entrare in acqua, lui ti ferma e ti dice: oh, ma stai entrando in acqua, ma sei pazzo, vedi che ti viene una cosa, devi aspettare almeno 3 ore. Allora tu che cosa fai? Aspetti 3 ore, dopo 3 ore stai entrando in acqua, lui ti ferma e ti dice: oh, ma che facciamo, andiamo, avvisa mattina che siamo qua, se continua così ci prendiamo una botta di sole. Queste sono le stesse persone che ti dicono: io non ci potrei vivere in un paese dove non c'è il mare. A un siciliano così sei autorizzato a mandarlo a quel paese, ma non in un paese dove non c'è il mare, proprio a fare in culo. Ste, e quindi? Io a mare non ci voglio andare, perché se c'è freddo almeno ti copri, ma se fa caldo che fai? Gio, se fa caldo in Sicilia ti butti al mare e ti rinfreschi. Certo, se però non ti piace il mare, sai che ti dico? Che mi dici? Ma vai a catà a mare.